sottoscritto una preintesa nazionale il 10 giugno scorso e al 31 di luglio le associazioni di categoria ancora non hanno ratificato il contratto. Noi oggi ci troviamo in Veneto ad avere più o meno 10.000 lavoratori senza contratto e quindi oggi siamo a chiedere a tutte le prefetture, anche a quella di Treviso, di farsi parte in causa per poter concludere in maniera positiva il contratto ed evitare quindi uno sciopero. Chiediamo anche però alla politica e a Zaia che intervenga su questo, perché non è di auspicio che dica che la sanità nel Veneto è eccellente quando effettivamente ci sono situazioni di questo genere. La richiesta riguarda 10.000 lavoratori del Veneto, 1.500 dei quali nelle strutture della Marca. Sono infermieri, OS, fisioterapisti, tecnici di radiologia, eroi in periodo di pandemia che ora si trovano ad inseguire le loro tutele. Lavoratori del San Camillo, del Giovanni XXIII, della Nostra Famiglia, dell'Oras di Mota di Livenza. Ricordo solo che la Regione Veneto, ad esempio per i lavoratori pubblici, ha finanziato complessivamente 60 milioni di euro per riconoscere, come posso dire, un premio dovuto a chi ha gestito l'emergenza. Questi non solo non vedranno un centesimo del premio, ma vedono negato quello che è un contratto che attendono da ben 14 anni. E domani la protesta si sposterà in regione per chiedere all'assessore Emanuela Lanzarin di farsi portavoce con il governo con una richiesta: la sospensione immediata di tutti gli accordi contrattuali delle strutture private accreditate con le ULSS sino alla sottoscrizione definitiva del rinnovo del contratto nazionale.